un caffè lo prendi? Vabbè, Vabbè, ne ho preso allora, già uno. Vabbè, Comunque, allora un altro espresso, caffè. per cortesia. Allora, Un espresso? Un espresso. Un espresso. Uno. Se vi porto 2 cartoline lo stesso, anziché una... Un caffè alla mia fidanzata! No, vabbè, non Per forza, un caffè alla mia fidanzata! Tu non puoi sapere con quanta ansia io ti ho aspettata. Non lo puoi sapere. Però il tuo viso non mi dice niente di buono. Levati se capite che il tuo viso non mi dice niente, proprio è tutto commecchiato. Amore. Ma io sono c'è preoccupata per questo. C'è qualcosa che non va? Sì, Cosa c'è? Mi devi dare qualche brutta notizia? purtroppo sì. Che cosa c'è? E io ho parlato con mio padre. E allora? Non acconsente alle nostre nozze. Mamma mia, non ci voglio pensare. Tuo padre? Non acconsente alle nostre nozze. Ma quello che mi dici è amaro. È amaro. È amaro, sì. Cioè, il caffè può essere amaro, ma È è bello amaro. fissato. E come che ci pare amaro se È manco ce l'ho amaro. porta? Senta, scusa. È amaro! È amaro! Cazzo pure sono cazzo che io! È amaro! Io non lo so, ma È amaro! Ma dimmi, ma tu mi vuoi sposare? Ma certo che ti voglio sposare, io ti sposerò lo stesso, ti sposerò. Ah, così è dolce, così è dolce, sì, è dolce. Ecco, ora sì, è dolce, molto dolce. La cosa che mi fa impazzire è che hai tu non t'hai stato un caffè. È No, dolce, amaro, poi- è dolcissimo. E che io ce l'ho È un po', dolcissimo, ce l'ho un dolcissimo. po', ce l'ho un po'. Senti amore, ma quando potremo sposarci? Io avevo pensato... Sì. 2 anni. 2 anni? No, così è lungo, no, è lungo. No, attenzione. È Chi me l'aveva detto come è lo stesso lungo, è cattivo? lungo. Senta, No, scusa, è guarda, lungo, è molto lungo. Si ci cambia È molto pure. lungo. Io era piccolo, sta tazzina, È c'è un molto lungo, molto lungo. sempre un suo Lungo. pecchio, caffè. È lungo. Oh, non me ne capito. Lungo. Oh, non me ne capito. Non potremmo abbreviare questa data. Fai qualcosa, ti prego. 2 anni sono tanti, allora possiamo fare 2 mesi. 2 mesi? No, è corto. Ma come lo devo? È corto così. È corto. Io ora ci la pavucca, c'è un figlio con tutta la tazza e c'è un punto di testa, però se non sapete. Non c'è niente. Senta, È scusa. corto. Amore, Dimmi, amore. amore, Dimmi. mi daresti un bacio? Ma qui no, per favore, non è corretto. E invece è Non corretto! avevi detto che avevo caffè corretto! E invece è corretto! Secondo me l'ha detto, ora è corretto! È corretto! Ah, è troppo corretto? È troppo corretto! Vabbè, allora scorreggiamo sto caffè, va bene? È correttissimo! Va bene. Ma, amore, Cosa vuoi? ma non fare così per piacere. Cosa vuoi? Lo vuoi un bacio? Ciripiripiripi? No. Come no? Adesso non lo voglio più. Adesso non lo voglio più. Adesso non lo voglio più. Come no? Io non lo voglio più. Io sono un uomo di principio. È un E gran se cornuto, dico non lo voglio più, principio. non lo voglio più. Lei un caffè su picchio e passo viccaria. Fuori. C'è un prete che non sopporta che le loro parrocchiane vanno e usano la parola cornuto. E perché è pesante. Se tu vai a dire, guarda, come sa, io con mio marito non lo sopporto più, ogni volta che mi fa arrabbiare, e allora l'ho fatto cornuto 2 volte. Vedete che è brutto. È un po' pesante. È pesante. Tanto che non ne poteva più, che siccome poi, essendo che tutto il paese è cortile, chiamò una parrocchiana e ci disse, guardate che da domani in poi qui ad Acireale la parola cornuto non deve esistere, ma deve esistere la parola scindikai. In italiano scivolai. Sciddicai. Scindikai.
è più pulita, no? Se tu vai, invece la parola si sparge subito, l'indomani arrivavano le parrocchiane, io con mio marito non sono bottucchiui, tanto che ci ficicano i corni e scindigai i ruoti. L'altra, io così con mio cognato, e scindigai i cervoti, io scindigai 4 volte. Favoloso. Il prete era strafelice. Quando, a Monte Subitania, ci arriva un telegramma al parroco che deve lasciare la chiesa. Dice, ora come faccio? Perché l'indomani arrivava un prete nuovo. Dice, ora come faccio? Dice, a chi glielo dice? Non è che lo sanno, il nuovo parroco lo sa la parola scirdicai. Dice, dove me ne vado? Me ne vado, se ne un do sindaco. Se ne vado dal sindaco e gli faccio, sindaco, per cortesia, domani arriva il nuovo parroco. Mi faccia la cortesia di informarlo che noi non usiamo la parola cornuto, ma usiamo la parola scirdicai. Un sindaco in un paese con che fare caiavi, di cacci trasivo, di cacci in scivo. Arriva il nuovo parroco, apre la chiesa, incominciano a suonare le campane, arrivano i nuovi parrocchiani, arrivano i parrocchiani, si presentano al parroco e si cominciano a confessare. Dopo un paio di parrocchiane, sì, arriva una signora e dice, sai, io l'altro giorno un signore mi è venuto dietro e io non ci dicevo di sì, e lui diceva di no, io dicevo di sì, lui diceva di no, e sono scivolata 3 volte. Un po' rinata lì, dice, signore, dice, ma mia non mi pare sgaggiata, Dice, non vuoi, che cosa, però non ci fa caso. L'indomani, un'altra volta, sai, io così con mio marito, così non lo sopporto più, e scirdicai 2 voti. Ma come può essere? Arriva un altro giorno, io scirdicai 3 voti, io scirdicai 4 voti. E no, qua c'è qualcosa che non va. Ci saranno le strade spasciate, le strade non funzionano. Su tutte cose rotte, perché qua tutti i parrocchiani mi scindicano. Dici, che faccio? Dove se ne va? Dal sindaco. La fattiamo sua presenta. Se ne va dal sindaco, ci do pulire, dice, signor sindaco, mi scusi, io mi presento, sono il nuovo parroco, dice, della parrocchia, dice, tutto va benissimo, tutto fila liscio, tutto è splendido e meraviglioso, però c'è un problema. Qui, in questo paese, ci sono le strade che non funzionano perché scivolano tutti. Un sindaco su ruote, ma... E ci scoppia a ridere nella faccia, gli ride in faccia. Signor sindaco, è inutile che ridi, perché ieri siamo chiari 3 voti scirdicavo. E allora, pubblicità. Allora, Picciotto, ti pare che lo fanno apposta a me personalmente? Adesso sta ritornando la pubblicità dei Ferrero Rocher, sta ritornando Ambrogio. Lo fanno apposta per mia, signora. Io ho fatto una campagna, l'ho fatto da tanto tempo, voi ve la ricordate la pubblicità dei Ferrero Rocher? Chi è che non si ricorda la pubblicità? Che ormai lo sapete, c'è stato un periodo che la contessa non l'ha fatto più perché era ricoverata all'ospedale. Non sto scherzando, perché ridete? Veramente, una tragedia. Perché quella era da 3 anni che ci diceva tutti i seri, Ambrogio, ho un certo desiderio, Ambrogio si ci secava, dopo mangiato, dico così, lui non si confondeva, tutti si Ambrogio, ho un certo languorino, e Ambrogio manco chi bumme, l'aveva caputo tutta l'Italia, che cosa voleva la contessa? La contessa in un momento di erotismo ci a dire, Ambrogio, vorrei qualcosa che non è propria fame, Ambrogio. Fermo. E chi non c'era? Cioccolatini c'era, ci feci vedere un diabete, ci feci vedere. Via qua, ti faccio un esempio. Allora, mettetevi così, in questa maniera così. Adesso tu cortesemente preleva una carta, guardala, mostrala alla camera. Noi non guardiamo. Hai fatto vedere? Ok, poni, oppure Stallone, Ronzino, poni. Allora, Stallone, Ronzino, niente, ormai un neurone vivo non c'è. Allora, tu hai visto la sua carta, no? No. Oh, l'hai visto la sua carta? Sì, no. Adesso lui te la dice, qual è? Dilla. Devo dire la carta, sì. Il 4 di cuore. Ecco, basta fare così, vedi? È una tecnica, stai fermo. È una tecnica. Stai fermo. E 4 di cuori, no?
Questo è un esempio, poi ti spiegherò. Questo è un esempio di come le carte possono... Vabbè, dunque allora adesso ti faccio un altro esempio, preleva un'altra carta, scegli liberamente quella che vuoi, sei libero nella scelta, sii libero assolutamente, scegli la gag, allora no, prendi la carta, scegli liberamente quella che vuoi, guardala, falla vedere a tutti, fai vedere la carta, fai vedere, hai fatto? Hai fatto? Aspetta, falla rivedere, hai fatto? Hai fatto poni, vuoi mescolare? No. Ti faccio vedere, per esempio, questo è velocissimo, questo è molto veloce, come i tuoi rapporti sessuali. Dunque, allora, io adesso, come praticamente si può trovare la carta con la tosse. Basta tossire e la carta poi. Questo è semplice, no? Hai capito? Hai capito? Sì, di sì. No. Andiamo alle cose serie. Tu, i tuoi hobby? Non ne ho. Però? Non ne ho. Bene. Sentiamo i tuoi. Una tristezza incredibile. Ma forte, ma di quelle proprio forti. Proprio. Allora, andiamo, facciamo un'altra domanda. I tuoi libri preferiti? Non leggo. Il tuo film preferito? No, questo... Tanti c'è. Uno? No, dicene 64. Tre uomini in una gamba. Di Giovanni e Giacomo. Tutto lo scibile della settima arte tu hai... Però, diciamo, il tuo classico, quello per cui, insomma, ti rifugieresti in un... Lo stesso. Sì. E non leggi, no? No. Invece lui sicuramente ha un libro preferito. Sì. Qual è? Non lo so, il libro non... Allora, adesso andiamo... Questo, diciamo, fa piacere. Allora, il gioco consiste in questo. Allora, dunque, il gioco questo si mette qua. Tu devi correre con forza e buttarti di petto. No. Allora, sei pronto? Seriamente, arriva la cosa seria. Cortesemente, preleva una carta. Guardala, te la ricordi? Già questo è un miracolo. Allora, adesso cortesemente, mettila sul tavolo, auf Tisch, roteala. Metti una firma sulla carta, veloce, poi qua al centro, perfetto, bravissimo, perfetto. Chiudiamo, questo ci serve, al mio 3 spariranno le carte. 1, 2, 3, e sparite il pennarello. Sta qua, segui, sta qua. Allora, adesso, il gioco, segui attentamente. Carta firmata, occhio. Carta firmata, ok? Allora, in modo che tutto sia regolare, mescola quanto vuoi. Mescola. Sì, come vuoi, in modo che la tua carta si perda. Ok. Hai fatto? Perfetto. Hai visto lì? Dico, hai visto là? Perfetto. Dunque adesso, allora, occhio. No, la tua carta è ancora qua. Il problema è questo, guarda. Io adesso tenterò un miracolo. Prendi un'arancia. Vabbè, adesso guarda, io copro. No, non è che un termometro, è un'arancia. Allora adesso mi sta vedendo l'ernia inguinale. Allora, adesso compare, io giro le carte, a un certo punto tu sentirai qualcosa al seno sfenoidale, ok? A quel punto, in quell'istante, tu poggerai con forza, con entrambe le mani, l'arancia sulle carte, ti parlo lentamente in modo che... ok, sei pronto? Quando senti al seno sfenoidale, che praticamente senti qua, che la tua carta è... Sì. Tu mi capisci quando parlo, vero? Sì. Sei pronto? Lasciala, metti la mano. Sarebbe incredibile, metti la mano sul capo, sarebbe incredibile se... in questo punto ci fosse la tua carta firmata, vero? Sì. Vero? Perché stai così? Puoi toglierlo. Mi dici qual era la tua carta firmata, per favore? J di Pic. J di Picche? J di Picche? Jack di Pic, no? J di Picche. Ok, J di Picche. Jack di Pic.
Scusa compare, ma... Sei sicuro di aver scelto il J di picche? Ok, amico, guarda se c'è il J. È incredibile. Forse sei andato in ritardo. Guarda la carta dopo. Ok, poggia la tua schiena sul tavolo, fratello. Hai detto J di picche, l'hai firmato. Ora guarda che cosa strana. Guarda, è strana questa cosa. Tu hai poggiato con forza qui. Ora tu non ci crederai, ma proprio qui al centro c'è una carta e guarda caso è proprio il tuo J di picche firmato. L'incredibile è avvenuto! E allora io che cosa dovrei dire? Io sono sfortunato, disgraziato. Lasciami stare, Pasquale mia, ma che ne sai tu? È tanto tempo che non ci vediamo. Tu ti ricordi quella mia allieva? Titina. Ah, come? Titina, ma ricordo. Ci siamo fidanzati, poi ci siamo sposati. Congratulazioni, auguri. No. Auguri, potete No, avere. guarda, e qua sono cominciati i guai miei. Qua Perché sono morsi? No. Sta morendo? No, è malata. È malata grave? Grave. L'ho fatta visitare. È malata di cleptomania. Chi è Camania? No, Pasquale. No, mania niente. È malata di cleptomania, nel senso che ha il vizietto. Di rubare. Di rubacchiare. Di rubacchiare? Ma l'ho fatta visitare, come no? Ma l'ha fatta visitare? Specialista, dottore, ospedale, clinica, niente, analisi, niente, non c'è niente da fare. Niente. Ci ha provato con bicarbonato? Pasquale non è imbarazzato di stomaco, ha la mania di rubare. Lei per esempio entra in un negozio, vede un rossetto, no? Le piace, lo compra, lo paga e altri due se li mette in tasca senza pagarli, capisci? Entra in un altro negozio, vede un paio di calze, le piacciono, le paga, le compra e se altri due paia se le mette in tasca senza pagarli, capisci? Prende 3 e paga 1. Bravo. Chiesa, stare attento perché se per strada vedi un uomo che ci piace, anche suo marito e un altro due si porta a casa così. No, lo fa solo con le cose, con le persone, no. Ma il fatto è che io poi sono costretto l'indomani mattina ad andare a restituire il maltolto ai malcapitati negozianti di appuntamento alle 10 al caffè dello sport e porto tutto il materiale. Che Alle lei 10 porta al a caffè casa. dello sport? Alle 10 al caffè dello Tutti i sport. giorni? Tutte le mattine. Ma allora non è che sei disgraziato, sei cretino, scusa, eh? Perché? E perché c'è una moglie che ti porta le cose in casa, tu c'hai la roba in casa e ci ha restituito. Già, bravo. Ma ormai lo sanno tutti, in questura, il maresciallo lo sanno tutti, perciò io sono costretto alle 10 domani mattina ad andare a portare tutto al caffè dello sport. Mi dispiace, oh. Sì, ma non è finita qua. Ah, no? Magari fosse finita qua. Mia moglie esce la notte. Ai. Ma che? Ma che sono Non si sente dolore, ma quando mai? Ma no, esce la notte, no perché per quello che hai pensato. Esce la notte perché è malata, perché è sonnambula. E che fa? Capito? Lei praticamente mentre dorme si alza senza svegliarsi e va in giro a rubacchiare di qua, a rubacchiare di là. Tutte le notti? Tutte le notti. Ma tu perché non rosbigli? Già. Perché potrebbe morire. Ma che mi stai Non si dicendo? può svegliare perché se Ma l'hai la fatta sve- visitare? Come no? Medici, specialisti, ci può clinica, niente. non si può con niente. Ci ha provato con la coiuta? Pasquale, è una malattia psichica, non è una cosa, è una cosa che lei c'ha questa. Chi sta dicendo? Titina. E questo poi. Questo Non mi poi. ricordavo a Titina così. E questo poi. Guarda che sta piede sotto, no? No. Guarda, ma cara marcia indietro. Sì, no, lo so. Sì. No, ma tu non ti preoccupare, basta che non... Non muzzica, no? No, è che è un bambino, no, non muzzica. Mi tamponavo. Lo sai, Non la svegliamo, no? No, zitta, no. Ma che sta facendo? Lasciala fare, assecondala. Mi viene da ridere, Mi sta portando un portafoglio, te l'ho detto, no, te l'avevo detto. Un portafoglio, si fa. Sì, va bene. Ma che ne ho, un portafoglio? Sì, va bene. Siccome si va bene, ma le macchine, Ma vieni qua, ma che sono mai un portafoglio di fronte alla mia disgrazia? Un portafoglio. Ma è un mio portafoglio. Ma non ti preoccupare, domani mattina alle 10 te lo porto al caffè dello sport. E cosa ti faccia, oh? Sì, un Ma cosa portafoglio. ti Ma che faccia? pare che stai... E che cos'è? Che c'è? Non te No, da me no. Non ci viene, Titina, non ci No, viene. da me non ci viene. Ti conosci tu feto, forse ti conosci tu feto. Da me non ci viene, no. Che facciamo? Posso fare sta vita io? Veramente la stai facendo io sta vita, no tu? Posso? Poi, Totò, che mi sta...
Mi sta furtando la giacca? Tutto mi sta furtando la giacca? Zitta, assecondala. Perché a secondo mi furtiva la giacca? Seconda, sta zitta, seconda. Meno male che non mi furtiva la camicia. Vedi? Hai parlato, Ma mi sta cascare la lingua. Vedi questo fa? Scusa, ma la mia giacca Sto fermo, vieni qua, sto fermo, non ti preoccupare che sarà la giacca, che sta il portafoglio, la camicia, che domani mattina alle 10 al caffè dello sport ci vediamo, ti porto tutte cose. Non ti scordare niente. Ma non mi scordo niente. Portafoglio, camicia, giacca. Basta. Ma cosa di Ma sentite. Fermo, assecondala. Calciamo di posto, guarda. Calciamo di posto. Guarda che è sempre da David. Ormai lo so, mi conosci. Però peccato, lo sbigliarlo è peccato, certo, se muore è peccato. Non mi ricordavo. Vedi? Si sta stregando. Vedi? Sta facendo? Non ti preoccupare. Alza il piede. Alza l'altro piede, alza l'altro. Fermo così, stai fermo così, niente. Sotto i pantaloni? Sì, ma stai I miei fermo. pantaloni? Ma non ti preoccupare. Ma come non mi preoccupo? Stai fermo, domani mattina alle 10 al caffè dello sport ti porti camicia, giacca, pantalone e portafoglio. Ma dove fino a domani mattina stai così in mutande io sto? Veramente fai un poco schifo. Ma come metti la Parlo arancimare, parlo. Arancimare veramente? Io non lo che. Oh, io me ne streno, non me ne scappo. Totò, io me ne... Ma che deve fare? Totò, mi sta battendo il cuore, mi sta battendo. Pasquale. Pasquale. Ama. Vuoi fare amore, muto. A seconda, muto. Guarda che bello. Pasquale, non stringi, non stringi. Secondala! Questo se si sveglia amore, è peccato fa l'amore, muto. Pasquale, è mia moglie. Va bene, tua moglie è mia moglie, che importanza ha? Per ora è una persona che soffre, t'ha temuto. Domani mattina e 10 te la porta al bar dello sport. Pasquale, abbiamo la... Sono emozionato proprio, perché quando viene questo è una cosa incredibile. Io vorrei cantare come lui, capito? Perché c'è una vocona proprio di quelle uniche. Ma chi è? Dimmelo. Louis Armstrong. Ah, vedi, è qui. Vediamo, sentiamolo. Vai. Beh, questo è un cantante incredibile, guardate. I see it's green, with roses too. I feel the beer, I never tear. When I think to myself, what a wonderful world. I see the dew, with the roses too. I feel the blue. I do not envy you, and I think to myself, what a wonderful world. It's even in the rain, it's even in the sky, the pretty never change, you never know the style. It's really the temperature. I really dear. Text the dear. I love you. Grande, Louis Armstrong. Beh, poi continuando ancora, a me piace molto, non so se vi ricordate, un telecronista sportivo. Lui si collegava sempre con
basket mi sembra che faceva, Dan Peterson. Amici sportivi, siete collegati con Chattanooga, Tennessee, dove il sole ti spacca in quattro, dove c'è bisogno di qualcosa di fresco, qualcosa di eccitante. C'è bisogno di te? No! C'è bisogno di Bobby Solo! Da una lacrima sul viso ho capito molte cose, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Uno sguardo ed un sorriso han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Grande, Bobby Solo. E concludiamo con uno, questo è veramente, togliamo questo perché è veramente una cosa incredibile. Il cantante sapete quando si canta? Lui c'ha questa vena qua, che gli scoppia. L'abbiamo visto ultimamente la settimana scorsa da Baudo, c'ha questa vena incredibile. Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Vai. Beh, Ranieri, grande napoletano, grande... E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore. Buonasera. Io vorrei dire a tutti quanti buonasera. Io vorrei dire a tutti quanti buonasera. E benvenuti alla rubrica di cucina nella cucina. E benvenuti alla rubrica di cucina e di sua cucina, però la rubrica è mia, perché si parla di cucina. Sì. Di conseguenza chi cucina? Il cuoco. Sì. Non lei. La cucina è un posto serio. Quando la cucina si apre, dovete ricordare innanzitutto di accendere la piastra, perché deve riscaldare bene. Ecco, la piastra sta funzionando bene. Allora, questa sera vogliamo dare, specialmente alle signore presenti in sala ma presenti a casa, anche i signori e anche i gay, tutti quelli che ci sono, perché dobbiamo, ormai siamo in una comunità che è moderna, e allora quando uno dice la comunità è moderna... Scusi, quando io parlo, lei non intervenga, lei faccia il sordomuto. Va bene? Se io intervengo, lei faccia il sordomuto, altrimenti devo verificare se l'altra piastra è accesa, giusto? Oh, allora, questa sera un menù... Questa sera un menù... Lei mi aveva detto di fare il muto e io ho fatto il muto. Allora, se non mi diceva di fare il mutandaro, io facevo il mutandaro. Allora, io decido il menù, lei lo esegue se ne è capace, perché lei è un meccanico mancato. Allora, questa sera un menù per tutte le occasioni. Avete a casa ospite una bella donna? Sì. Avete a casa ospite un bell'uomo? Fate un menage a tre.
Come attriti? Si dice una bella donna, avete a casa un bell'uomo, avete un male. Avete a casa Il degli amici? triangolo no, siderato. E allora noi vi diamo il menù per questa Il menù sera. per mangiare questa sera, Per il menù rendere- alla carta. Per rendere... Alla carta. Alla carta non vuol dire che mangi la carta. Si dice alla carta perché nella che puoi scegliere tutto quello che vuoi, ma non che mangi nella carta, sempre Per ricevere a casa degnamente i vostri commensali... Dovete aprire la porta, se no non possono entrare. L'hai detto per ricevere. Dovete che cosa? Dovete preparare un aperitivo. Che appunto dovete aprire con l'aperitivo. Io ti apro ed è aperitivo. Se chiudo è chiuditivo. Un aperitivo che vi consiglia il vostro Maître Hermès. 8. 8 è il mio nome. 8 Maître Hermès. È il classico Martini. Ma vi starete chiedendo voi. Vi starete chiedendo voi. Voi ve lo starete chiedendo. Come si prepara il Aspetta, glielo vuoi chiedere? Come si prepara il martini, per favore? Alzati, se hai il coraggio, alzati. Siediti, siediti. Vi starete chiedendo voi come si prepara il Martini? Chiedetelo come si prepara il martini. Chieditelo come si prepara. Alzati, chieditelo. Alzati, tu puoi domandare. Il Martini si prepara così. Voi prendete un bicchiere. Lo sapete cos'è un bicchiere, no? Un bicchiere. È una cosa di vetro che si ammacca di dentro. Ci catafollate dentro. Catafollè. Dentro una buccia di limone. E la buccia. Cioè Poi prendete il limone, lo spremate. Sì. Tutto spremato. Poi mettete acqua e gin dentro lo shaker. Sì. E il Martini è pronto. Questo aperitivo affocavo. Scusi? Si sente meglio? Questo Sì. Martini deve essere... Il martini serve a chi deve partire. Prima di andare a partire, andare a Roma, a Milano, uno che deve partire deve prendere il martini. Perché? Se no non può partire. Perché? Non martini, non parte.